Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Sara Campanella uccisa con 4 coltellate, l'esito dell'autopsia di ieri. La madre del reo confesso Stefano Argentino si è presentata ai carabinieri e ha detto voleva uccidersi, sono andata a prenderlo a Messina. Non si rassegna alla fine della relazione, aggredisce in strada a Messina con un calcio l'ex fidanzata, il padre è intervenuto per soccorrerla, arrestato un 39enne a Camaro. Palermo, avviate le indagini per identificare 2 ragazzi di Brancaccio che hanno minacciato una scolaresca di Ancora in visita alla casa museo del Beato Pino Puglisi. Sant'Agata vorrebbe una città pulita, lo sfogo a appello di una guida turistica indignata per la presenza di troppe microdiscariche nel centro storico di Catania. Calcio, Catania e Avellino in gran forma si sfidano domani al Massimino Inglese verso la convocazione per la sfida con gli Irpini. Obiettivo salvezza invece per Messina e Trapani, entrambe in trasferta. Ancora ben trovate, si è conclusa nella tarda serata di ieri l'autopsia sul corpo di Sara Campanella, 4 le coltellate che ha ricevuto da Stefano Argentino. Intanto la madre del ragazzo si è presentata ai carabinieri e ha dichiarato voleva uccidersi, per questo sono andata a prenderlo a Messina. Ma sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Le indagini per il femminicidio di Sara Campanella a Messina sembrano essere ad una svolta. Se Stefano Argentino ha già ammesso l'omicidio nell'interrogatorio in carcere di mercoledì, gli inquirenti negli ultimi giorni hanno indagato sulla rete di aiuti che aveva avuto il giovane per fuggire sino a Noto la sera del 31 marzo. Ad aiutarlo la madre, Daniela Santoro, ed è stata lei stessa, con dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri, a spiegarlo. Lunedì pomeriggio, ha raccontato la donna, ha ricevuto la telefonata del figlio, una telefonata d'addio perché disperato voleva salutarla prima di uccidersi. La madre ha quindi deciso di partire per Messina insieme al marito, parlando al telefono col figlio per tutto il tragitto per evitare gesti estremi. Quindi solo poco prima di arrivare a Noto la confessione ai genitori, qui la decisione di portarlo nel B&B di famiglia, la versione della madre e per non far preoccupare l'altro figlio, il destinatario di quel biglietto che i carabinieri avevano ritrovato quella sera e che spiegava come Stefano dovesse andare via. A Messina invece i carabinieri hanno sequestrato la casa in cui viveva Argentino durante i periodi di lezioni ed esami. Saranno in rissa ad analizzarla. Intanto al Policlinico di Messina è durata 3 ore l'autopsia sul corpo di Sara Campanella. L'esame ha accertato che la ragazza ha ricevuto 4 coltellate tra schiena e collo, una delle quali letale alla giugulare ed una che ha perforato il polmone. Non si sa ancora se il coltello utilizzato per uccidere Sara è quello ritrovato nei pressi del luogo dell'aggressione. Oggi la salma di Sara tornerà a Portella di Mare, la frazione di Misilveri in cui la studentessa viveva. Domani a partire dalle 10:30 per tutto il giorno e la notte sarà allestita la Camera Ardente aperta ai cittadini nella Chiesa delle Anime Sante di Piazza Comitato. Lunedì alle 10:30 nella Chiesa di San Giovanni Battista di Misilmeri sarà celebrato il funerale di Sara. Per lunedì lutto cittadino a Misilmeri e Messina. E il lutto cittadino in tutta, anzi l'area metropolitana di Palermo è stata proclamata proprio per il giorno delle esequie anche dal sindaco La Galla. Non si rassegna alla fine della relazione, aggredisce in strada con un calcio l'ex fidanzata e il padre è intervenuta per soccorrere, è stato arrestato un uomo di 39 anni, Tonino De Mana. Non si rassegna alla fine della relazione, ricevuto l'invito per un incontro chiarificatore, forse scossa per la tragica fine di Sara Campanella, avvisa il padre che a sua volta contatta il 112. La prontezza di riflessi della donna non gli ha evitato però 2 calci all'addome e l'aggressione al padre stesso che nel frattempo l'aveva raggiunta nel tentativo di sottrarla alla violenza. Un uomo di 39 anni è stato fermato nel rione di Camaro a Messina per atti persecutori e lesioni personali aggravate al culmine di un inseguimento da parte degli agenti delle volanti. La donna, dolorante, è stata trasportata in ospedale dove è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Dopo le formalità di rito, il 39enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari. La questura, intanto, invita le donne vittime di maltrattamenti, di atti persecutori e di violenza domestica a denunciare. Nei primi 3 mesi di quest'anno sono stati adottati 10 ammonimenti del questore, 2 per atti persecutori e 8 per violenza domestica. Ed un altro arresto, sempre per atti persecutori e maltrattamenti,
è stato effettuato dai carabinieri di Graniti. In manette è finito un uomo di Gaggi che da oltre un anno vessava l'ex fidanzata. Indagini in corso per l'identificazione dei ragazzi di Brancaccio, siamo a Palermo, che proprio da lì hanno minacciato una scolaresca in visita alla casa museo del Beato Don Pino Puglisi, una brutta storia che di sicuro getta una cattiva luce sulla città e sulla Sicilia. Manlio Viola. Minacciati da due ragazzi di Brancaccio mentre aspettano i compagni per andare via. È la brutta avventura capitata a un gruppo di studenti del liceo Rinaldini di Ancona in viaggio di istruzione a Palermo. Studenti e professori, 123 in tutto, avevano visitato la casa museo dedicata al Beato Pino Puglisi a Brancaccio, ma uscendo mentre attendevano i compagni sono stati minacciati dai ragazzi del luogo. Cosa siete venuti a fare? Andatevene via, hanno intimato i due armati di coltellini. Adulti e minori impauriti si sono rifugiati sui pullman mentre gli operatori del centro Padre Nostro chiamavano la polizia subito intervenuta. Episodi del genere non sono nuovi per gli operatori del centro, dice il presidente Maurizio Artale. Purtroppo aumenta sempre di più il grado di violenza nella piazzetta di Padre Pino Puglisi. Dobbiamo capire fino a che punto dobbiamo arrivare. Speriamo che non ci deve scappare il ferito e il morto addirittura. Sono atti gravi e deplorevoli che gettano discredito sull'intera città, commenta il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro, che esprime solidarietà alla scuola di Ancona, augurandosi che questo spiacevole episodio non offuschi in loro l'immagine della Sicilia sana. Pierro conclude augurandosi anche che un sempre maggior numero di studentesse e studenti vengano a visitare i luoghi in cui ha operato con coraggio il Beato Puglisi, sacerdote esemplare e grande educatore. L'episodio è grave perché sintomatico di una allergia che ancora persiste verso lo Stato in alcuni abitanti del quartiere, dice il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che aggiunge: questa allergia va combattuta con interventi di prevenzione e sociali. Della vicenda la prossima settimana si occuperà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A Catania, blitz della polizia nel quartiere San Cristoforo. Sono stati arrestati i pusher, chiuso un panificio per carenze igieniche e salvati animali maltrattati. Orazio Longo. Chiuso un panificio, arrestato un venditore ambulante e denunciati due spacciatori sono alcuni dei numeri della maxi operazione disposta dal questore di Catania e portata a termine dalla polizia nel quartiere di San Cristoforo con la collaborazione della Stradale, del Corpo Forestale dell'ASP, del Dipartimento di Veterinaria, dell'Ispettorato del Lavoro e dei Vigili Urbani. Colto in flagranza un pusher di 21 anni con 38 grammi di marijuana e 9 di hashish, nascondeva la droga in casa, mentre un trentenne è stato trovato con 1 chilo di marijuana già in dosi nascosta nel bagagliaio della sua auto. Il fiuto dei cani Maui Ares ha portato le forze dell'ordine a individuare una piazza di spaccio in via Gramignani che offriva ai tossicodipendenti una cosiddetta drug room. Due catanesi di 47 e 57 anni sono stati denunciati. In un'altra zona del quartiere trovate 28 dosi di cocaina. In un panificio gastronomia della zona di Piazza Palestro sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e persino formiche nella farina e insetti nel laboratorio. 22 kg di alimenti tra pesce, formaggi, salsa e pasta erano privi del requisito della tracciabilità. Ad un bar di via Aquicella è stata contestata l'occupazione abusiva del suolo pubblico, mentre in una macelleria nei pressi del cimitero sono stati sequestrati 162 litri di vino e 15 kg di formaggi privi di tracciabilità. Sanzionata un'attività di noleggio in via Palermo, tra le altre cose per assenza della copertura assicurativa. Un ambulante di 54 anni in via Medaglie d'Oro è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio dopo aver insultato i poliziotti e minacciato di morte un funzionario. Controlli a una stalla abusiva nei pressi del vecchio ospedale Santo Bambino hanno permesso di scovare un cavallo in pessime condizioni in un box sporco, senza acqua, cibo e luce. Lì vicino un cane pitbull in stato di malnutrizione. Con il personale della Gema si è infine provveduto alla bonifica di alcuni siti invasi dai rifiuti, come via Casesante, via Zammataro e via Aquicella. E torniamo allo scandalo sui referti all'Aspa di Trapani. C'è anche il mistero di alcuni vetrini spariti. Laura Spanò. Quando scoppiò lo scandalo referti istologici consegnati in ritardo nel trapanese, qualcuno anticipò anche che alcuni di questi esami erano addirittura spariti. Ora è arrivata la certezza e la preoccupazione di quanti attendevano quei referti per iniziare una terapia. Quando si è parlato dello smarrimento di qualche campione istologico, l'assessorato regionale ha smentito dichiarando che tutto l'arretrato del 2024 era stato smaltito e quindi anche 1405 campioni del reparto di gastroenterologia di Marsala erano stati
stati tutti esaminati e consegnati, ma ci sono ancora 3 pazienti operati che aspettano un referto. I pazienti si sono recati più volte al reparto, ma qui non sanno nulla. L'ASP di Trapani fa sapere che sono stati tutti refertati, sembra che alcuni, poche unità, siano rimasti non consegnati dai reparti. Intanto l'azienda sanitaria trapanese ha attivato una corsia dedicata per i malati oncologici con un accesso diretto con il codice esenzione 048 e nei casi di urgenza come questo che il CUP invia direttamente al reparto, dove è stato istituito un gruppo oncologico multidisciplinare per la presa in carico del paziente e allo studio anche un supporto a questi pazienti da parte del servizio di psicologia dell'ASP tramite la psicologia ospedaliera con un canale privilegiato. E andiamo adesso a Ragusa Sanità, cantieri aperti, nuovi acquisti di dispositivi ospedalieri con i fondi del PNRR, appunto anche a Ragusa, il sopralluogo della regione. Veronica Barbarino. Anche nella provincia di Ragusa, cantieri avviati e nuovi acquisti di apparecchi ospedalieri con i fondi del PNRR. A Ragusa in particolare si lavora su 2 nuovi acceleratori lineari all'interno del reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale Maria Paternò Arezzo e per la realizzazione dell'ospedale di comunità a Ragusa Ibla. Per verificare lo stato dell'arte dei lavori e l'utilizzo dei nuovi macchinari è arrivato Salvatore Iacolino, direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute. Dei momenti di confronto, di osservazione ed una valutazione complessiva rispetto agli obiettivi fissati dal governo Schifani, che è quella di poter attuare concretamente i programmi che sono stati inseriti all'interno dei contratti dei direttori regionali, e qua a Ragusa stiamo lavorando speditamente per poterli realizzare nei tempi richiesti. Procede l'installazione degli acceleratori lineari di ultima generazione. La prima delle 2 apparecchiature verrà collaudata nei prossimi giorni e sarà funzionante entro giugno. In stato di avanzamento il cantiere dell'ospedale di comunità. Come da cronoprogramma, l'opera verrà completata entro la fine dell'anno. Il direttore Iacolino ha visitato anche il reparto di emodinamica dell'ospedale Giovanni Paolo II, dove da settembre è in funzione un nuovo angiografo digitale fisso. Conclusa la visita nell'unità farmaci antiblastici, dove giornalmente vengono distribuite 100 preparazioni sterili chemioterapiche per i pazienti dell'ASP ragusana. C'è una pausa, torniamo tra poco per mostrarvi delle cartoline davvero poco edificanti di Catania. Seconda parte di Sicilia 24 in giro per Catania, tra monumenti e montagne di rifiuti, persino davanti alla Torre del Vescovo. Il servizio. Noi guide turistiche facciamo veramente fatica a spiegare tutto questo ai nostri turisti. È un misto di disperazione ed esasperazione lo sfogo di Ivan Nicosia, di professione guida turistica in una città, Catania, dove la spazzatura ricopre ogni cosa, facendo passare in secondo piano persino la bellezza dei luoghi. Vi proponiamo 2 esempi: la montagna di sacchetti di vario colore e grandezza con sullo sfondo la cupola di San Nicolò l'Arena e l'immondizia riversata davanti alla Torre del Vescovo, quasi un monumento al degrado. Per raggiungere siti storici ed artistici, per esempio il monastero dei Benedettini, è facile imbattersi in microdiscariche che offendono la dignità di tutti e mortificano gli sforzi dell'amministrazione comunale. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 e le immagini che vedete riguardano la via Osservatorio, trasformata in un deposito di arredi in disuso. E non distante da Sant'Agata la Vetere, in via Plebiscito, si scorge anche un bel materasso adagiato lì da diversi giorni. Faccio soprattutto un appello ai miei concittadini: cerchiamo di mostrare un pochino più d'amore per la nostra città, perché è veramente disdicevole la condizione in cui versano certi quartieri di Catania, certi angoli della città, la cura del verde, e per noi che facciamo il lavoro di guide diventa impossibile giustificare queste inciviltà che hanno molti dei nostri concittadini. Quindi cerchiamo di mostrare un po' di più d'amore per la nostra città. Chi soprattutto è devoto di Sant'Agata vorrebbe una città pulita. Le vacanze pasquali porteranno in città migliaia di turisti, non è certo un bel biglietto da visita. Il dialetto siciliano arriva nelle scuole dell'isola per non disperdere la cultura e la lingua nostrana. Veronica Barbarino.
Scrigno di culture e lingue che hanno dominato l'isola nel tempo, il dialetto siciliano è un patrimonio di storia che non si può disperdere nel tempo. Nonostante lo si parli spesso tra le mura domestiche o tra amici, lo si ritrovi fuso all'italiano in libri d'autore come Camilleri o al cinema, secondo l'assessore regionale all'istruzione Turano, introdurlo nei percorsi di studio crea consapevolezza culturale tra le nuove generazioni. La regione quindi rifinanzia per il secondo anno il progetto Non Solo Mizzica, con cui le scuole aderenti portano tra i banchi la sicilianità e l'iniziativa viene ben accolta dai cittadini. Io sono una mamma di 2 bimbi che frequentano la scuola e penso sia un'iniziativa lodevole perché anche le nuove generazioni devono conoscere le radici del proprio territorio e della propria terra. Ci sono molti dialetti in tutta Italia che sono esaltati, il dialetto fiorentino, invece quello siciliano è visto sempre in maniera un po' negativa, quindi io sono assolutamente d'accordo, è giusto ricordare le proprie origini, le proprie radici. Per garantire che la ricchezza della lingua siciliana continui a vivere, già in alcune scuole, come nel Ragusano Istituto Comprensivo Palazzello Vanantò, si studia la tradizione. La nostra scuola organizza diverse attività sia curriculari che extracurriculari che sono dedicate proprio al recupero del dialetto. Un concorso molto importante che organizziamo ogni anno è quello dedicato a Vannantò, che ha scritto tante opere sia in dialetto che in lingua italiana, e proprio per onorare questo letterato viene fatto un percorso di recupero e di valorizzazione del dialetto. La scuola quindi diventa formatrice di identità siciliana, perché non c'è futuro senza memoria né progresso senza radici. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, torniamo con il calcio. Siamo al calcio, il Palermo si prepara alla delicata sfida di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Dionisi ha alcuni dubbi di formazione. Marco Gullà. Il Sassuolo è virtualmente in Serie A e domenica arriverà al Barbera per chiudere i conti e stappare la bottiglia di champagne. Di fronte ci sarà un Palermo che però vuole stupire e tornare definitivamente in careggiata per posizioni di prestigio, soprattutto dopo la vittoria della Recchi. Saranno ore piene di dubbi per Alessio Dionisi, quelle che precederanno la partita contro i neroverdi. L'allenatore ha abbondanza a centrocampo e dovrà decidere se rinnovare la fiducia a Segre dando continuità alla vittoria contro la Salernitana o tornare a schierare Verre che rientra dalla squalifica. Pierozzi è recuperato, sta bene, giocherà sulla destra. Di Francesco è ancora out, sulla sinistra quindi conferma per Lund. Il Sassuolo in 31 partite ha realizzato 67 gol, prova di estrema difficoltà quindi per la difesa rosanero. Rispetto al match dell'andata il Palermo potrà contare su Magnani che dal suo arrivo ha migliorato sicuramente le prestazioni del reparto difensivo. I tifosi ci credono, ottima prevendita, si va oltre i 25.000 al Barbera. Adesso andiamo alla Serie C con una interessante partita che si giocherà domani al Massimino, che peraltro si avvia ad essere in sold out per Catania-Avellino. Entrambe le squadre sono davvero in un grande momento. Alta la posta in palio inglese verso la convocazione. Il servizio di Angelo Gagliano. Restano poco più di 2000 biglietti che probabilmente verranno venduti, portando il Massimino verso il sold out. Oltre 17.000 dunque i tagliandi già staccati. Catania-Avellino avrà una degna cornice di pubblico per una sfida che mette di fronte due squadre in gran forma e con il vento in poppa per obiettivi diversi. Gli irpini veleggiano in testa alla classifica con 2 lunghezze di vantaggio sul Cerignola, impegnato a cava dei Tirreni. Gli etnei sono risaliti fino al 5° posto e magari fanno un pensierino al 4° con il Crotone distante 4 punti. E a 4 giornate dalla fine, 3 per il Catania che dovrà fermarsi per l'esclusione del Taranto. Ogni punto sarà fondamentale, d'ora in poi ogni errore sarà pagato a caro prezzo, quindi nessuno vuole lasciare nulla al caso. Allenamenti blindati per il Catania con Mimo Toscano che mette sotto tocco il gruppo, tenendo tutti sulla corda. In difesa possibile riconferma Percelli, reparto arretrato che potrà contare sul rientro di Di Gennaro che ha scontato un turno di squalifica. Possibile convocazione per Inglese, fermo per infortunio dal 16 febbraio scorso ed ormai pienamente recuperato. Il bomber pugliese è apparso di buon umore, ma ovviamente dovrà essere gestito per evitare fastidiose ricadute, un ragionamento che andrà fatto in ottica playoff. L'ultima parola spetterà a Mimmo Toscano, che aspetterà ed osserverà le ultime sedute prima di prendere una decisione.
Doppio impegno in trasferta per Messina e Trapani. Granata ospiti oggi pomeriggio del Latina, domani giallorossi a Potenza contro il Sorrento. Sergio Colosi. Il tema dominante è la salvezza, il ritorno del Messina con le vittorie nelle ultime 2 giornate su Giugliano e Altamura ha sparigliato le carte, anche se la situazione dei giallorossi rimane complicata sul campo, drammatica fuori. Domani alle 17:30 a Potenza il Messina si misura contro il Sorrento, che cerca almeno un pareggio per garantirsi la prossima Serie C. Banchieri senza Buchel a centrocampo, Ingrosso torna tra i convocati dopo 6 settimane d'assenza. Recuperato Marino, pronto dell'Aquila che ha scontato la giornata di squalifica. Rumore tanto e concretezza zero sotto l'aspetto societario, dove non si registrano novità, mentre si avvicina la nuova scadenza del pagamento di stipendi e contributi. Sorrento da tempo in rottura prolungata, in 8 giornate 3 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima contro il Picerno. Dal sogno play-off al rischio play-out il passo è stato breve, con un vantaggio comunque al momento significativo. Si parla di salvezza anche in Latina Trapani, in programma oggi pomeriggio. Inizia la Ronica bis dopo l'ennesimo cambio tecnico. Divise da 4 lunghezze, le 2 squadre cercano punti per allungare sulla coda della classifica. Il Trapani, senza Liotti e Carriero, sempre sconfitto negli ultimi 6 turni, ritrova l'ex Boscaglia e si affida a Kragel, Sciuferri e Anatriello per la fase offensiva. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Vi lascio adesso alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Marco Carli. A tutti una buona giornata.